Buonasera, ben trovati a Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense. Stefano Graziosi che vi parla. Questa sera cercheremo di addentrarci su un tema di strettissima attualità, visto che ormai mancano veramente pochi giorni, come saprete. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a fine di questa settimana, cioè domenica, si recherà a Washington, si fermerà 2 giorni, cioè appunto domenica e lunedì, durante una visita cui dovrà incontrare appunto alcuni dei vertici dell'attuale amministrazione americana. Segnatamente incontrerà il vicepresidente statunitense Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo. Attualmente non sembrerebbe essere in programma un ricevimento con il presidente Trump, ma come si sa in questi casi mai dire mai. Si tratta ovviamente di una visita importante per l'Italia, che insomma avrà al suo centro una serie di obiettivi, di conseguenze, di ripercussioni, tanto sul fronte ovviamente della politica estera, del posizionamento geopolitico del nostro paese, quanto poi ovviamente anche sul fronte della politica interna, della politica nazionale. Una visita che con ogni probabilità potrebbe anche, diciamo così, produrre qualche conseguenza più o meno manifesta all'interno degli stessi rapporti interni all'attuale appunto maggioranza di governo tra Lega e 5 Stelle. Non è da oggi del resto che all'interno del governo, dell'attuale governo italiano, del governo Conte, la Lega sia la forza politica che, diciamo, risulta configurarsi progressivamente come la più vicina in un certo senso alla sponda atlantica, quindi agli Stati Uniti d'America, laddove i 5 Stelle su questo tema sono molto più ondivaghi. 5 Stelle, lo sappiamo, hanno, come dire, una storia un po' non ambigua, però insomma non perfettamente chiara e lineare su che cosa pensano e su quella che è appunto la loro posizione nei confronti di Washington. C'è un'ala, come dire, più istituzionale, tra virgolette, più atlantica, che dovrebbe teoricamente almeno far capo allo stesso Di Maio, che insomma si dice maggiormente propensa, tra virgolette, alla Casa Bianca, ma c'è poi un'area al contrario più vicina a posizioni abbastanza, non voglio dire anti-americane, ma critiche nei confronti appunto di Washington. Io ricordo alcuni mesi fa dei commenti particolarmente duri, per esempio di Alessandro Di Battista nei confronti dell'America, e certo, per quanto non ricopre in questo momento incarichi politici, ma la sua voce dentro il Movimento 5 Stelle ha ovviamente e indubitabilmente il suo peso anche in termini di rappresentanza dal punto di vista elettorale. Quindi tra le due forze che compongono l'attuale maggioranza di governo in Italia, la Lega è sicuramente al momento quella più vicina a Washington in termini sia generali come collocamento, sia poi particolari, nel senso, mi spiego, di rapporti diretti, se vogliamo, con l'attuale presidente americano Donald Trump. Insomma, non è un mistero del resto che Matteo Salvini abbia sempre nutrito una certa simpatia per questa figura a livello di panorama politico italiano. Salvini è stato tra i primissimi, se non addirittura il primo, a sostenere l'ascesa elettorale di Donald Trump nel 2016, quando ancora insomma ben pochi scommettevano sulla sua vittoria.
ricordiamoci che l'establishment italiano all'epoca, nel 2016 in particolare, il Partito Democratico era compattamente schierato a favore di Hillary Clinton, e quindi ecco si è venuta a creare, diciamo, questa sorta di simpatia sin da subito, una simpatia che man mano è diventata anche una vera e propria convergenza su determinati dossier di carattere politico. E effettivamente, se i rapporti tra Donald Trump e Gentiloni, vediamo nell'arco del 2017, inizio 2018, erano rapporti oggettivamente molto freddi, qualcosa è iniziato a cambiare in positivo con l'avvento del nuovo governo, a partire essenzialmente dall'estate scorsa, e questo è avvenuto sotto vari aspetti. Ricorderete il G7 canadese dell'estate scorsa, quando Conte sembrò proporsi quasi come paciere, come facilitatore dei rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin. E ricordiamo soprattutto che sempre l'estate scorsa, un anno fa, in questo periodo giù di lì, in America, ne parlavamo anche l'altro giorno in questa trasmissione, c'era la campagna elettorale per le famose elezioni di metà mandato, che si sarebbero poi tenute nel novembre del 2018. Ebbene, quelle elezioni, quella campagna elettorale in America si è incentrata pressoché esclusivamente sul tema proprio migratorio, e Trump in quel frangente, c'era sempre la consueta battaglia ormai annosa sul muro al confine con il Messico, per esempio, e Trump in quel frangente citò positivamente l'Italia proprio perché era iniziata la stretta sull'immigrazione attuata dallo stesso Salvini. Nell'ottica di Trump, quella stretta sull'immigrazione italiana rivestiva, come dire, una duplice funzione a livello politico. Nell'ambito dell'agone elettorale interno agli Stati Uniti, Trump poteva dire ai suoi elettori e a chi internamente lo criticava: vedete, la mia linea dura sull'immigrazione, nella fattispecie per Trump è l'immigrazione che proviene dal Sud America, la mia linea dura sull'immigrazione inizia ad essere imitata anche in Europa. Si stanno iniziando a rendere conto che la politica delle frontiere aperte risulta appunto assolutamente dannosa. Per cui in un primo senso Trump citava l'Italia, nella fattispecie appunto Salvini da questo punto di vista, per giustificare le sue stesse posizioni migratorie in politica interna. In secondo luogo, poi c'era un senso di questa citazione anche più di carattere geopolitico complessivo. Era il modo per polemizzare all'epoca, come in buona sostanza anche oggi, con la cancelliera tedesca Angela Merkel, di cui Trump contestava in quel frangente soprattutto, anche se non solo, proprio la politica migratoria da lui considerata troppo larga, troppo accondiscendente in un certo qual senso. E quindi capite che in quell'ottica, agli occhi di Donald Trump, l'Italia rappresentava, in buona sostanza rappresenta tuttora, uno dei canali, uno dei modi attraverso cui porre sotto assedio l'asse franco-tedesco. Ne abbiamo parlato anche un paio di puntate fa. Donald Trump, e non da oggi, sta cercando per l'appunto di accerchiare l'asse franco-tedesco, di mettere con le spalle al muro geopoliticamente e commercialmente tanto Angela Merkel quanto il presidente francese Emmanuel Macron, e in questa sua strategia di accerchiamento sono per ora tre, i canali privilegiati a cui sta facendo riferimento: la Gran Bretagna a nord con la questione Brexit, l'Ungheria di Orban a est e ovviamente poi anche l'Italia. E quindi in questo senso, agli occhi di Trump, Italia e Ungheria svolgono un ruolo analogo, soprattutto
soprattutto perché questo presidente americano ammira in qualche modo, approva le strette migratorie che questi due paesi stanno portando avanti in una vera e propria lotta, se vogliamo, senza usare il termine crociata forse eccessivo, proprio verso l'asse franco-tedesco e verso tutto quello che l'asse franco-tedesco appunto rappresenta. Uno degli aspetti, come dire, più saldi in qualche modo in questo momento della politica estera italiana, e non è certo una novità in assoluto, è proprio questo fatto, cioè che l'attuale governo italiano, in tutte le due, quelle che sono le componenti che lo costituiscono, sono due partiti tendenzialmente antitedeschi e antifrancesi, e questo ovviamente alla Casa Bianca non può che star bene. Ci sono sovente, ne abbiamo parlato anche qui, molte polemiche, soprattutto da parte del Partito Democratico italiano, spesso e volentieri si dice che questa politica estera sia una politica estera improvvisata, una politica estera populista e quant'altro. In realtà, se noi andiamo a vedere la storia più o meno recente della politica estera italiana, questo tipo di approccio, cioè avvicinarsi agli Stati Uniti in chiave antifrancese e antitedesca, non è una novità. Lo ha fatto per esempio Berlusconi nel suo secondo governo, quindi all'inizio degli anni 2000, e lo faceva anche Fanfani all'inizio degli anni 60. Quindi insomma non parliamo di strategie, come dire, del tutto inedite, a meno che, come dicevamo anche tempo addietro, non si voglia definire la figura di Amintore Fanfani quella di un pericoloso populista. E allora cerchiamo di capire quali sono gli aspetti che risulteranno rilevanti nella visita a Washington di Matteo Salvini. Beh, innanzitutto c'è la volontà di accreditarsi dal punto di vista internazionale come, diciamo, come posso dire, l'uomo forte, il principale interlocutore nell'ambito della politica italiana rispetto agli Stati Uniti. E sotto questo aspetto è molto significativo che a riceverlo sia proprio il vicepresidente Pence, quindi una carica particolarmente elevata sotto questo punto di vista. E poi ovviamente al centro di questo incontro ci saranno innanzitutto i vari punti di convergenza. I punti di convergenza abbiamo già citato qualcuno. Innanzitutto c'è la questione migratoria, lo vedevamo prima, ma più in generale c'è proprio la questione sovranista, nel senso che Donald Trump è un presidente che, pur non essendosi esposto troppo durante la campagna elettorale delle elezioni europee del 26 maggio, ha comunque dato dei segnali molto forti, o comunque abbastanza chiari, se vogliamo, a favore del fronte sovranista, e questo sotto svariati aspetti che vanno appunto da tematiche come l'immigrazione a tematiche come il commercio, sempre nell'ottica della suddetta opposizione all'asse franco-tedesco, che è un asse che appunto la Casa Bianca oggi sta cercando di scardinare dal suo stesso interno. Anche qui mi si conceda una piccola postilla, una piccola nota. Anche qui Trump viene spesso criticato come il presidente americano che starebbe in qualche modo dando fuoco all'Europa nella sua opposizione, si dice folle, preconcetta a Berlino e a Parigi. Anche qua bisognerebbe studiarsi un minimo la storia più o meno recente. Non è la prima volta che questo accade. I rapporti tra Washington e l'asse franco-tedesco non sono mai stati ottimali e sono stati anche peggiori di quello che sta accadendo tra il 2016 ad oggi, negli ultimi 3 anni, diciamo negli ultimi 2 anni, dal 2017 al 2019. Ricordatevi i rapporti, come dire, tesissimi che si registrarono per esempio nel 2003 ai tempi di George W. Bush, che litigò apertamente con il presidente francese Chirac e il cancelliere tedesco Schröder sulla guerra in Iraq, per esempio.
quello è stato uno dei casi più eclatanti di rapporti, come dire, molto bassi, molto, ecco, problematici tra la Casa Bianca e l'asse franco-tedesco. E quindi, ecco, anche in questo caso, così come non è una novità la svolta, non è una novità assoluta, quantomeno a livello storico, la svolta in politica estera del governo italiano, non è una novità assoluta l'atteggiamento di Trump verso l'Europa. Di solito una certa vulgata dice ma Trump ha peggiorato i rapporti rispetto all'era di Obama. Vi dico sì e no, perché è vero che ai tempi di Obama, ecco, i rapporti tra Washington e l'asse franco-tedesco sembravano formalmente migliori, ma ricordiamoci che ai tempi di Obama, soprattutto in occasione del corso, diciamo, del suo secondo mandato, cioè dal 2012 al 2016, Obama abbia raggiunto dei livelli di rapporto tesissimi con Angela Merkel su due questioni cruciali. Il caso Snowden, quando la Merkel scoprì di essere spiata dalla Casa Bianca e insomma non l'ha presa esattamente bene con Obama, protestò energicamente, e poi ci fu il caso Dieselgate, che fu uno schiaffo durissimo anche, non solo, ma anche a livello commerciale all'industria automobilistica tedesca. Quindi ecco, bisogna sempre stare attenti quando si danno dei giudizi troppo affrettati, ecco, quando si cerca in un certo qual senso di idealizzare il passato. I rapporti tra Washington e l'asse franco-tedesco non sono buoni oggi, ma non erano buoni ai tempi di Obama, men che mai ai tempi di Bush, e mi fermo qui perché potrei andare ben oltre nel passato, citando Clinton, Reagan e così via. Quindi questi sono i punti di convergenza che tra Lega e diciamo amministrazione Trump, e quindi potenzialmente tra governo italiano e amministrazione Trump, verranno ad essere posti con ogni probabilità al centro di questo incontro. Sono gli elementi che fanno essenzialmente, costitutivamente, da collante tra i due fronti. È ovvio che con ogni probabilità questo incontro servirà anche, per così dire, ad appianare alcuni attriti che negli ultimi mesi ci sono stati tra governo italiano e Casa Bianca. Pensiamo soprattutto alla questione venezuelana. Lo sapete, la questione venezuelana, esplosa all'inizio di quest'anno, ha condotto ad un peggioramento dei rapporti, quantomeno temporaneo, tra Donald Trump e Vladimir Putin, perché Donald Trump appoggia Guaidó e Putin, al contrario, sostiene il regime del presidente Maduro. E qui su questo fronte, lo sapete bene, il governo italiano si è spaccato in due. Torniamo a quello che dicevamo all'inizio proprio di questa trasmissione, nei rapporti tra Lega, 5 Stelle e Stati Uniti. Se la Lega si è fondamentalmente schierata a favore di Guaidó e quindi favorevolmente alla posizione americana, i 5 Stelle hanno al contrario tenuto un atteggiamento molto più ambivalente, cioè formalmente non hanno preso posizione tra i due contendenti, ma questo neutralismo è stato visto, interpretato, considerato dalla Casa Bianca come un tacito appoggio a Maduro e quindi a Putin. Quindi questo sarà con ogni probabilità uno degli attriti che questa visita dovrà cercare di appianare. E poi, ecco, al di là degli attriti c'è la questione, che proprio un attrito non è, ma come posso dire, è un problema geopolitico che il nostro paese, come ben sappiamo, si trova ad affrontare non da oggi, la famosa questione libica. Anche di questo dossier abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi in questa trasmissione. Ecco, il problema qui è che l'Italia dovrà cercare di mantenere viva sulla Libia l'alleanza con gli Stati Uniti. Voi sapete che in Libia in questo momento c'è una guerra civile, i due candidati, i due contendenti, cioè il presidente Sarraj e dall'altra parte il generale Haftar,
Donald Trump, che formalmente fino ad aprile appoggiava Sarraj, cioè il candidato cui storicamente ha puntato l'Italia dai tempi del governo Gentiloni, Donald Trump all'improvviso ha un po' cambiato, come dire, ha un po' cambiato schieramento. In realtà non è che si sia schierato totalmente a favore di Haftar, però ha, come dire, riconosciuto, tra virgolette, la sua anche legittimità ad intervenire, cioè lo ha riconosciuto come un interlocutore, e quindi si teme un po' che insomma questo possa danneggiare la politica estera italiana e gli stessi interessi che storicamente l'Italia ha in Libia. Nella fattispecie due interessi: uno è il contenimento, in questo momento soprattutto, dei flussi migratori, e invece dal punto di vista più storico, ecco, interessi di carattere fondamentalmente energetico. Questo sarà appunto un tema molto importante che con ogni probabilità potrebbe appunto essere affrontato in occasione di questa visita. E poi c'è la famosa questione cinese, anche se sulla questione cinese probabilmente, come dire, sì, c'è stato, per questione cinese intendo, vi ricorderete, a inizio marzo scorso, la firma del memorandum di intesa per la famosa nuova via della seta con Pechino. Questo, dicono diversi commentatori e analisti, avrebbe irritato un po' gli Stati Uniti. È pur vero che a livello di maggioranza di governo quella è stata più, come dire, una scelta sotto molti aspetti politica da attribuire al Movimento 5 Stelle che non alla Lega. La Lega ha tenuto un atteggiamento più guardingo, se vogliamo, sulla faccenda, però potrebbe anche questo essere uno dei temi al centro della visita, appunto al centro dell'incontro. Più in generale, quindi, vediamo come ci sia, non voglio dire uno spostamento degli equilibri interni al governo, sarebbe eccessivo, ma come, ecco, cosa che dicevamo appunto all'inizio della trasmissione, la Lega stia via via, come dire, rispetto al Movimento 5 Stelle, accreditandosi progressivamente come forza filoatlantica. Questo a livello generale porta alcuni commentatori talvolta a dire che si tratterebbe di un atteggiamento contraddittorio, porta qualcuno a dire che in realtà sarebbe il tenere il piede in due scarpe, sarebbe l'oscillare pericolosamente e contraddittoriamente tra est e ovest, tra Trump e Putin. Forse questo tipo di interpretazione così negativa, forse, lo vedremo nella seconda parte della trasmissione di oggi, non è così fondato, e forse, ecco, sarebbe anche il caso che ci si lasciasse un po' alle spalle il vecchio, ormai logoro clima da guerra fredda. Io interrompo per qualche minuto e ci sentiamo dopo la pubblicità. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16.
Buonasera, ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi per il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense, oggi dedicato principalmente alla visita, alla prossima imminente visita di Matteo Salvini a Washington domenica e lunedì. Se volete intervenire, il numero da fare è 02 66 20 3529. Prima di lasciarci per lo stacco pubblicitario, appunto avevamo cominciato a parlare di un tema molto importante, cioè ci sono alcune critiche nei confronti della Lega, anche diciamo così nell'imminenza di questo viaggio, perché si accusa quasi di voler tenere una doppia linea, no? Tra Trump e Putin. Anche molte volte si sente questo discorso durante le trasmissioni televisive, vengono poste durante i talk show televisivi domande molto nette: si sta con Trump o si sta con Putin, si sta con l'America o si sta con la Russia? Che è una visione, come posso dire, per carità legittima, ma forse dobbiamo sempre essere molto cauti, usare i condizionali, perché si tratta di processi storici comunque in evoluzione, in fieri. Si tratta comunque, ecco, come dire, di uno schematismo forse un po' troppo semplicistico, uno schematismo che forse un tempo poteva anche avere un senso quando, diciamo, l'Europa, e non solo l'Europa, il mondo era piombato nella famosa guerra fredda, quindi quando c'era un'effettiva divisione tra i due blocchi, ma è uno schematismo che oggi in qualche modo, pur permanendo sotto certi aspetti, questo è anche inevitabile, però inizia in un certo qual senso a perdere di significato. E questo non perché lo dice l'Italia, non perché lo dice men che meno l'Europa, ma che stia cambiando qualcosa, ce lo dice lo stesso atteggiamento mostrato questi 2 anni e mezzo circa, tanto dal presidente americano Donald Trump quanto dal suo omologo russo Vladimir Putin. Questi 2 leader da 2 anni e mezzo si annusano, cercano di arrivare, come dire, a intavolare possibilmente un accordo, o meglio un avvio di negoziato che possa inaugurare una nuova stagione nei rapporti internazionali tra Washington e Mosca, quella che appunto negli anni 70 era definita la distensione dei tempi di Nixon, dei tempi di Henry Kissinger, la necessità di arrivare a un disgelo per lasciarsi nel limite del possibile alle spalle le vecchie logiche della guerra fredda. E questo è un discorso rispetto a cui l'Italia, soprattutto questo governo, è molto attenta e non certo da oggi. Mi dicono che c'è una telefonata, prego. Pronto? Buonasera. Buonasera. Mauro da Reggio Emilia. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Riguardo a quello che può essere il memorandum Italia-Cina, che in pratica è stato spinto da Conte e dai 5 Stelle, io mi sto semplicemente chiedendo, visto che l'Italia a livello europeo è quello che vanta il più alto numero di siti americani, sono 110 comprendendo le varie basi Aviano, Ghedi, Gioia del Colle e quella di Messina per le trasmissioni, no? C'è un'intera rete che avvolge l'Italia per trasmissione dati o meno. Il fatto che abbiano inteso un trattato commerciale 5 Stelle, questo è dalla parte italiana, ma i cinesi secondo me l'hanno inteso più che altro per un discorso anche politico, per cui io mi chiedo se sia possibile che navi cinesi possano scorrazzare dall'Adriatico fino al Mar Ligure, no? Perché sì, saranno navi da cargo, ma dentro a qualunque nave da cargo potrebbe esserci benissimo una centrale di ricezione, perché sta in una stanza.
Quindi io mi chiedo, Pentagono, non tanto la presidenza Trump, il Pentagono che trattiene tutte queste cose qua. In Italia ricordo che ci sono 18.000 militari americani, cioè la zona dove ne esistono di più è la Corea del Sud, che sono 25.000. Ora io mi chiedo, chissà con quale diavolo di testa possono pensare al Pentagono a livello militare di questa ingerenza qua. Ti ringrazio. Grazie. Allora, la domanda è complessa. Sicuramente il memorandum con la Cina di marzo ha irritato una parte quantomeno dell'establishment di Washington. Come diceva il radioascoltatore, probabilmente più che la presidenza, appunto, il Pentagono e il mondo dell'intelligence americana. C'è da dire, ribadiamo anzi quello che insomma sostenevamo prima, che è stata questa una scelta, una linea principalmente legata al Movimento 5 Stelle. Salvini ha tenuto un atteggiamento molto più guardingo, probabilmente proprio per mantenere, come dire, un canale forte, un canale aperto con Washington. C'è poi da dire un'altra cosa, che il grande tema di dissidio, di scetticismo che ha mosso Washington, ha caratterizzato Washington sul memorandum cinese, riguarda in particolare la famosa tecnologia 5G, rispetto a cui il Pentagono ha molta paura in termini militari e di intelligence, e sicuramente non da oggi. Per cui sotto quell'aspetto il governo italiano ha sempre compattamente affermato: si tratta, parlando del memorandum, di un accordo commerciale. L'aspetto delle telecomunicazioni, segnatamente l'aspetto del 5G, non viene minimamente contemplato. C'è da dire però in secondo luogo che, partendo proprio dalla questione della rete 5G, gli altri paesi europei, parlo soprattutto di Germania, Francia e in buona sostanza Regno Unito, si stanno trovando adesso, oggi, nelle ultime settimane, quindi ancora oggi, in una posizione molto più ostile nei confronti di Washington, perché ricorderete che nelle ultime settimane, circa un mese fa, la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo che ha di fatto messo al bando il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. E Huawei è stata messa al bando essenzialmente proprio per la questione del 5G. Allora Trump ha detto: io non solo metto Huawei nella blacklist, ma chiedo anche ai principali alleati europei di seguirmi affinché la mettano al bando anche loro. Ebbene, a poche ore dall'emissione di quell'ordine esecutivo e da quella richiesta nei confronti dei principali alleati, tanto la Francia quanto la Germania, quanto anche la Gran Bretagna, hanno risposto fondamentalmente picche, soprattutto Francia e Germania, perché la Germania teme di rimanere indietro con il 5G e quindi ha fatto capire che il divieto di Trump in buona sostanza verrà ignorato, comunque non verrà preso totalmente in considerazione. Ricordiamoci anche che pochissimi giorni prima della visita di Trump in Gran Bretagna, che c'è stata una settimana fa, uno dei dossier divisivi sul tavolo tra Washington e Londra, al di là della questione Brexit, vabbè, ma c'era proprio la questione Huawei, perché Trump, premeva molto affinché la Gran Bretagna lo seguisse. Poi c'è stato l'incontro con la May, lui si è abbastanza ammorbidito, ha detto vabbè, insomma, prima o poi troveremo un accordo sulla questione, ma non è ancora stata risolta. Quindi quello che dice il radioascoltatore è senz'altro vero. Quel memorandum dal punto di vista geopolitico ha rappresentato e rappresenta un rischio in termini di alleanze internazionali, anche perché la nuova via della seta non è solo un progetto, è un progetto principalmente commerciale, ma anche infrastrutturale, quindi anche di espansione geopolitica, ma sottolineiamo che sul versante caldo, sul dossier caldo delle telecomunicazioni,
sono molto più traballanti i rapporti tra Washington e la Francia, tra Washington e la Germania e tra Washington e la Gran Bretagna che non, almeno in questo momento, quelli tra Washington e Roma. Tornando poi appunto ai rapporti, che tra l'altro questo discorso della Cina si ricollega a quanto stavamo appunto prima affermando, cioè nei rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin. Henry Kissinger, quando aprì alla Cina negli anni 70, ne fece un discorso di relazione triangolare e banalmente pensò, se siamo in una relazione a tre, Stati Uniti, Cina e all'epoca era l'Unione Sovietica, io devo trovarmi nella situazione di vantaggio e quindi essere alleato di una delle due. Se mi metto in isolamento è ovvio che le altre due si avvicinano. È quello che sta succedendo oggi. Quello che sta succedendo oggi in una parziale ma quasi inesorabile convergenza che sta avvenendo tra Pechino e Mosca. Ricordiamo che la settimana scorsa c'è stato questo incontro tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, un incontro in cui loro hanno firmato tutta una serie di accordi commerciali in chiave principalmente anti-americana, e questo quindi chiama in causa il delicato rapporto tra Washington e Mosca, il tema del disgelo, il tema del superamento della guerra fredda, un tema rispetto a cui, lo ribadiamo, l'Italia potrebbe oggi giocare un ruolo di assoluta rilevanza, un tema che forse, questo ovviamente io non lo so, ma posso ipotizzare, possa magari essere anche al centro dell'incontro tra Salvini e Pence a Washington alla fine di questa settimana e all'inizio della prossima. Quando si vuole continuare a mantenere da parte di molti analisti questa ferrea dicotomia est-ovest, non si comprende fino in fondo che forse i tempi sono cambiati, che stanno maturando degli eventi a che possa verificarsi finalmente forse una svolta, quella che appunto dicevamo prima essere la distensione. Distensione, che ne abbiamo già parlato in questa trasmissione in passato, che non significa, come sempre insegna il vecchio Kissinger, colpo di spugna, irenismo, pacifismo alla buona. Non è questo la distensione, non è l'appeasement. La distensione, diceva Kissinger, è cercare di intavolare un dialogo concreto con il vecchio avversario, un dialogo pragmatico basato sul riconoscimento razionale e oggettivo del reciproco interesse, a che le due parti, possiamo dire due contraenti, possano iniziare a comportarsi in modo prevedibile l'uno per l'altro e quindi instaurare un clima di fattiva collaborazione, che poi non vuol dire, appunto dicevamo, amicizia o alleanza, ma una fattiva collaborazione. Ebbene, sia Donald Trump che Vladimir Putin puntano a questo obiettivo e non da oggi. Donald Trump è dai tempi della campagna elettorale del 2016 in America che sostiene questa posizione. Lo hanno poi anche attaccato per questo. Tutta l'inchiesta Russiagate, che ricorderete che si è protratta fino a un paio di mesi fa in America, nasceva in buona sostanza anche da questo fatto che Trump cercasse il disgelo, e quindi si diceva: ma allora se Trump cerca il disgelo con Mosca vuol dire che è un agente di Putin e che quindi sta facendo il disinteresse dell'America. Questa insomma era un pochino la macchinazione dietro a quell'inchiesta. Per cui ecco, c'è questo tentativo di avvicinamento. Trump, fosse dipeso da lui, dipendesse ancora oggi da lui, probabilmente aprirebbe domani mattina. È ovvio che ha una situazione, come Putin dall'altra parte, di politica interna di cui deve tenere indubitabilmente conto, perché c'è una larga parte dell'establishment di Washington che non ne vuole sapere di aprire a Mosca, di una distensione. Pensiamo alla grande industria bellica, pensiamo ad ampi settori del Congresso, pensiamo anche ad alcune delle alte sfere dell'esercito, eccetera. Eppure Trump non demorde. Ci sono vari dossier
che dividono in questo momento Mosca da Washington. Pensiamo al Venezuela di cui parlavamo prima, pensiamo all'Iran per esempio, pensiamo ancora alla questione dell'annessione dell'Ucraina che affonda le sue radici nel 2014 eccetera. E però nonostante tutti questi oggettivi problemi, nonostante tutti questi oggettivi ostacoli, Trump e Putin non demordono e guarda caso proprio ieri Trump ha annunciato alla Casa Bianca che incontrerà Vladimir Putin entro fine mese, entro giugno, perché sapete che a fine giugno si terrà un G20 in Giappone e quindi i due leader dovrebbero, ormai è certo, è stato confermato da Trump, a meno di ripensamenti all'ultimo momento, i due leader si incontreranno a margine del G20 appunto a fine giugno, segno di come una volontà di procedere in questa direzione sia espressa da entrambi i presidenti. Questo poi è ovvio, non rende lecito ipotizzare nessun tipo di automatismo. Un conto è l'incontro, quello che può essere un vertice, un incontro a margine, eccetera. Un conto è invece il disgelo, la distensione vera e propria. Però ecco, il solo fatto che l'annuncio ci sia stato denota una certa volontà di collaborazione, una volontà di dialogo. E questo quindi è anche fondamentale per il nostro paese, sia a livello, possiamo dire, economico-commerciale, ma anche a livello politico. Questo è un governo, anche nella sua componente Lega, che ha sempre mantenuto rapporti cordiali non solo con Trump, ma anche appunto con Vladimir Putin. E sulle sanzioni alla Russia ci sono degli elementi che in un certo qual modo potrebbero creare anche un clima, se vogliamo, un clima di convergenza. Salvini ha sempre criticato, non da oggi, le sanzioni europee a Mosca, criticandole come dannose per l'economia italiana, ed è questo un atteggiamento che in parte, solo in parte, ma in parte lo accomuna lo stesso Trump. Non so se ricordate, ma quando ad aprile del 2018 Trump impose le sue sanzioni a Mosca per la interferenza o presunta interferenza di Mosca nelle elezioni americane del 2016, Trump fece di tutto per bloccare quel provvedimento e alla fine venne costretto di fatto dal Congresso a emettere quelle sanzioni, perché in questo momento ci sono sanzioni europee contro Mosca per la questione dell'Ucraina e sanzioni americane sempre contro Mosca per la questione delle interferenze elettorali appunto del 2016, ma Trump ebbe un atteggiamento sotto questo aspetto simile. Detto ciò, uno dei grandi nodi che potrebbero, usiamo sempre il condizionale, ricordiamolo, essere sciolti, è proprio il nodo dell'Ucraina. Ecco, l'allontanamento tra est e ovest che si è registrato negli ultimi 5 anni affonda proprio le sue radici nella crisi dell'Ucraina, quando Putin andò ad annettere la Crimea e appunto scoppiò anche il conflitto nel Donbass. Ora, voi sapete, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, in Ucraina si sono tenute recentemente ad aprile le elezioni presidenziali e il presidente uscente Petro Poroshenko, che era un falco antirusso, è stato sconfitto dall'attore Vladimir Zelensky. Ora, questo Zelensky non si capisce ancora bene dove voglia andare a parare, però sembrerebbe, anche qui usiamo sempre il condizionale, sembrerebbe più aperturista nei confronti di un accordo con Mosca rispetto al suo rivale e predecessore, e quindi anche questo fattore potrebbe in un certo qual modo favorire una distensione tra gli Stati Uniti e la Russia, e in questo gioco in un certo qual modo l'Italia potrebbe e dovrebbe aver qualcosa da dire. Perché? Perché la politica estera italiana, ma non solo la politica estera, anche a livello commerciale, probabilmente da un disgelo generale, da un calo delle tensioni generale, potrebbe appunto beneficiarne. Questo è un fatto, come dire, non di poco conto, e del resto, se voi vedete sempre a livello europeo, ecco, ci sono anche altre figure che stanno lavorando sotto traccia a che i nodi possano in qualche modo, i fili possano riannodarsi. Lo stesso
premier ungherese Viktor Orban è un'altra figura che mantiene buoni rapporti tanto con Trump quanto con Putin, e non è escluso che anche lui stia lavorando a questo riavvicinamento. Per cui vedete che sovente quando arrivano delle critiche, ecco, dicotomiche, che si pretenderebbero appunto imporre delle scelte dicotomiche tra due blocchi, ecco, si tratta in realtà di prospettive, di visioni molto legate a un passato che parrebbe ormai sulla via del tramonto, in qualche modo un passato molto legato in qualche senso appunto alla guerra fredda, che forse dovremmo pian piano iniziare a lasciarci alle spalle. Vedremo quindi se questo viaggio di Salvini a Washington riuscirà a conseguire almeno alcuni degli obiettivi di cui abbiamo parlato questa sera, in particolare tra Pence e Pompeo l'osso più duro probabilmente sarà Pompeo. Pence a livello di partito repubblicano appartiene a un'area di conservatori tradizionali che, pur non essendo storicamente vicinissima a Trump, oggi è molto più trumpista di un tempo. Pompeo invece rappresenta un altro genere di repubblicano, il repubblicano interventista, il repubblicano un po' bellicoso, ecco, un repubblicano che magari ancora la guerra fredda la vede, il clima della guerra fredda lo vede ancora con favore. Ecco, bisognerà capire se si riuscirà a trecciare non soltanto legami più saldi tra Roma e Washington, ma anche se Roma possa magari un domani non troppo lontano configurarsi come facilitatore nei rapporti tra l'Est e l'Ovest nel nome di un superamento magari definitivo delle vecchie logiche della guerra fredda. Io per questa sera vi saluto Roberto alla regia, lascio la parola dopo di me a Pierluigi Pellegrin. Una buona serata da Stefano Graziosi. Comeback. In the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Comeback.